Amore, cos'è? Hai sentito? Dimmi, dove sei? Non so. Cos'è stato? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nel Lago Rai, il gruppo Cima d'Asta circa, e siamo a Malga Caserina, abbiamo parcheggiato qui e andiamo a fare un sentiero verso L31 bis, non so se si vede, questo. Allora, per adesso la prima tappa è Malga Nassere e poi andremo verso un lago e anche in cerca di un baito. Buona visione! Allora, dopo pochi metri siamo subito tolti i giubbini perché pende bene e fa caldo subito. Comunque il sentiero qua parte in mezzo al bosco e dovrebbe essere così fino alla Malga e non c'è nessuno per adesso. Allora, dopo mezz'ora abbiamo fatto 1 chilometro e 150 metri di dislivello. Allora arriviamo qui al cartello e noi arriviamo da Malga Caserina, 30 minuti giusti come vi ho appena fatto vedere. Comunque si può partire anche dal rifugio Carlettini, sempre 30 minuti e arrivate da qua. Questi due sentieri si congiungono, adesso si va su per qua. Arriviamo qua e vediamo che il sentiero che abbiamo appena fatto è il sentiero dei nomadi. Allora qua subito dopo quel cartello lì del sentiero dei nomadi, adesso qua becchiamo il sentiero dei Zirmi. Comunque noi andiamo verso l'L31, lago Nassare e bivio eccetera. Arriviamo qui alla Malga e vediamo che c'è l'acqua. Che bello. Entriamo. Acqua. Foglare. Possiamo ricordare una cosa, anche i rifiuti organici si portano a valle, non è che uno mangia la banana a valle, il mandarino alle capre. Giusto? Giusto? Che stupenderrima! Vedete di sopra dove c'è scritto? Se siete amanti della montagna, trovare pulito è un piacere, lasciare pulito è un dovere. Allora siamo qua alla Malga. Allora 56 minuti, 270 di dislivello, 1,6 km. Pausa merenda, viene Malga e lì c'è il bivacchetto che adesso vi faccio vedere. Allora modalità Minions, perché dentro c'è veramente buio e soprattutto c'è sotto ghiaccio, quindi adesso vedrete che cado in diretta. C'è da ammazzarsi. Allora appunteggiamoci un po'. Oh, mamma mia, entriamo. Allora, Cavolo,
Vediamo se si vede qualcosa. Allora, qui si arriva, è un'anticamera con delle legna. Allora, qua c'è la parte riservata ai cacciatori e qui invece c'è il bivacchetto. Super bivacco. Non ci sono finestre da aprire, non so come far luce qua dentro. Comunque, sono lì sopra le finestre, che carino. super tavola. Vediamo che c'è a un attimo. Allora, panca, pentolame, caminetto, stufetta, citrosil. E insomma le finestre sono aperte, ma qui luce di così non si fa. Sopra, da qua, si va su e c'è un soppalchino per dormire. No? Se mi ammasso questo bello scuretto. Allora, dopo questa breve sosta il nostro sentiero prosegue da quella parte. Non è tanto visibile, ma adesso lo cerchiamo, quasi sia su lì perché c'è il pratone che si vede poco. Allora, siamo arrivati qui in un punto dove ad occhio vediamo che c'è quasi sempre neve e c'è ghiaccino e scivolino. Quindi oggi in dotazione abbiamo i ramponcini, fai vedere già, a un primo piano, ramponcini, e ce li mettiamo. Laggiù è distante e si sale. Allora, qua panorama eccezionale, qui pende tantissimo, tanto, tira da morire e si va praticamente su dritti per la dorsale. Con la neve, con i ramponcini, la scelta è perfetta perché la neve è bassa, ci saranno 4 dita e ghiacciata. Senza ramponcini nessuno sta in piedi qua. Dimmi? Per me no, vero? No, torniamo indietro. Capisco che il segno è lì. Anche dopo vado su di taglio, tranquillo. Non credo proprio. Devo andare verso destra o su dritta dopo? In teoria sempre dritti. Allora è mezz'ora che giriamo qua avanti e indietro perché non sembra ci sia il sentiero e si sprofonda fino al bacino. Però ho guardato 2 applicazioni con tracce GPS e la strada è giusta. Mancherebbe pochissimo al lago. Sì, ma E quindi insomma ormai la traccia l'abbiamo fatta noi e proviamo intanto ad arrivare all'albero dove c'è il segno CAI e dopo da lì vediamo se è un po' meglio. E niente, abbiamo provato, vediamo che ora è un'altra mezz'ora che giriamo qua avanti e indietro, ma praticamente a montagna lì basterebbe girarci attorno e siamo arrivati al nostro punto di arrivo, ma non riusciamo ad arrivarci, la neve è troppo fonda e quindi non so. Adesso proviamo ancora, visto che non abbiamo altro da fare, cerchiamo se c'è un altro passaggio, perché se ci fosse anche magari una traccia dove qualcuno ci ha spoiato in precedenza, magari è più ghiacciato e ci si può andare sopra, ma in questo momento non vedo né tracce, cioè vediamo i segnetti del CAI, ma possibile da raggiungere. Uno soprattutto, poi basta. E lì lo sono sprofondato 20 volte. Allora siamo andati avanti ancora, abbiamo trovato un altro segno
e già adesso sta andando avanti. Premio alla perseveranza, fare 10 metri, 10, 15, un'ora. Andiamo a vedere qui, almeno è un pezzettino ghiacciato, sembra neanche vero di fare strada un passo davanti agli altri. Perseveranza. Si scende. Ma è un'altra stagione qua. Tutto merito tuo. Allora, la fatica che abbiamo fatto immane, ma per vedere sto panorama qua, guarda che roba. Super soddisfazione stavolta, super. Già, cosa ne pensi? Voglio una picozza. Mi sono sentita proprio una picozzara. Adoro, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, il punto di difficile che abbiamo fatto, molto difficile, veramente sono, quanti saranno, 20 metri? Sì, Cioè, 50 forse. ma neanche meno. E ci abbiamo messo tipo un'ora e mezza a farlo, perché avevamo la neve fino al bacino e con pendenza, e poi non si vedeva il sentiero, eccetera eccetera. Penso che abbiamo dovuto cercare la traccia, non c'era, ce la siamo fatta. Faticata, spaventosa. È stato bellissimo. Adesso qua è troppo bello, voglio più tornare indietro, se non cado. Andiamo a vedere sto lago, ma penso di vederlo lì sulla sinistra, che poi vi racconto qualcosa di questo lago. Eccoci qua. Allora, qui, se anche non si vede perché è pieno di neve, c'è un lago. Allora, questo lago è molto interessante perché in base alla cartina che guardi ha 3 nomi diversi. Potrebbe essere lago Nassare, oppure lago D'inferno 3, d'Inferno 3, che rende. e invece nel GPS è Busa del Lago, quindi Uso del lago. 3 nomi, ma anche il monte che c'è qua, il monte è sia il monte Nassere e sia il monte Cross della Conseria. il Giusto? monte Conseria, quindi Cross della Conseria. qua gli Agorai è simpatico perché dà tanti nomi ai posti e secondo voi cosa scrivo poi nel titolo di questo video? C'è talmente tanti nomi. Ora siamo arrivati al lago Nassare. Adesso ci giriamo intorno. Allora, qui siamo nel punto più alto dell'escursione, 2066, 4 km e mezzo, 600 di dislivello, 3 ore e 40. Ti abbiamo messo giusto un'oretta in più del giusto, un'oretta in più, però panorama, segni. Il lago è là sotto, la cima che vi ho detto prima, che è Nassere o Conseria, tutti e due. Adesso andiamo avanti. Arriviamo qui a un cartello. Eh sì, vedi, Forcella Buse tedesche. Allora, nel video precedente che volevamo fare un anello, se siete stati attenti, l'anello arrivava da qua, giù da qua, e poi dovevamo venire per qui. Questa via del granito, infatti. Sì, alta via del granito. Adesso prendiamo il 360 e scendiamo da qua. 1 ora e 30 si arriva al rifugio Malga Caldenave. È quella che abbiamo fatto merenda? No, non ci siamo andati. E Baitola Stei, i laghi, Val d'Inferno 30, quindi ci possiamo per i laghi. Uno era quello lì, poi ce ne sono altri 2 sotto.
Ho detto dipende da come li chiamano. Ma per dove, scusami? Giù, per qui. Adesso scendiamo qui a zigzag. Adesso scendiamo da qua. Ma guardate che roba. Col sole è uno spettacolo. E qua va giù Baglia Ripida. Però è pestata, quindi ci dà già più fiducia. Era qui c'è Ripido. E però lì vediamo un tetto. Baito. Arriviamo. C'è qualcuno? No, magari devi stirare un po' più brutto tempo. Baito. Oh. Vabbè, adesso vi faccio vedere. Ok, andiamo a vedere il baito. Allora, qui si entra. È piccolissimo. Però c'è un tavolo e una stufetta verde. Un sacco di legna qui intorno. È piccolo. Un po' per i nani, io ci sto appena giusto. Super baito, siamo arrivati con panorama 360, spettacolo. Allora, oggi con un ciuffo indefinito. Allora, oggi abbiamo tirato fuori il tavolo e mangiamo qui fuori al sole, non accendiamo la stufa perché insomma abbiamo il nostro fornellino e poi dentro fa freddo. Dentro c'è freddissimo, buio e mangiamo qui. Quindi adesso prepariamo il cibo. Cosa mangeremo oggi? Allora, mentre stiamo cucinando qua outdoor, e ho dato un'occhiata ai monti. Allora, è che vedo niente nel monitor, ma questo dovrebbe essere cima delle Buse tedesche. Poi abbiamo... Caldenave? No, è quello là. Questo mi sono già dimenticato. Quello è il Tombolin. Quello sta qua è cima Caldenave. Il Tombolin? E qui parte il Tombolin de Caldenave. E Monte Cenon? Monte Cenon è là in fondo. E questo non me lo ricordo più. Non me lo ricordo. Niente da fare. Vabbè. Bello. Non mi ricordo neanche. Una pace qua, c'è nessuno. Vero già. Perché solo il vero alpinista arriva fin qua. Sì, abbiamo rischiato perché la giornata era bella, comunque c'è sole, non c'è vento, non c'è brutto, al massimo mi pianto, insomma, torno indietro. Eravamo in due, Dai. ci tiravamo fuori. Comunque, non per tutti. Quel pezzo lì in cui si è andati avanti e indietro da un'ora e passa. Vedere le condizioni della neve in giornate più... Certo, dipende sempre dalle condizioni della neve. Siamo partiti che non c'era niente, avevamo i ramponcini, le nostre robette. Se no il sentiero è fattibilissimo, insomma. Sì, d'estate è super fattibile. Oggi abbiamo portato via una zucchina e una carota che facciamo in quadratini piccoli e poi cacciamo dentro qua. E poi mangeremo dei noodle, uova sode e facciamo un ramen. Zucchine fatte, carote fatte, cubettate e super thermos upgrade da 75. Più ciccione questo. Abbiamo il nostro multi spezia. Abbiamo messo un po' di acqua, un po' di spezie e adesso... Visto che il panificio era ottimo, ci siamo rifermati. Panificio Moretti, non sponsorizzato, però se vogliono sponsorizzare. Non sanno neanche che esistiamo. Bene. Noi mangiamo ovet e noodle per dopo.
Ok, adesso alle verdurine aggiungiamo subito i funghi che hanno anche il loro olietto. Tac. Ok, aggiungiamo i noodle. E buon appetito! Special in alta quota. Mentre preparo il caffè, se sono capace di alzarmi, qua Jack cosa fa? Saltare fuori. Hai capito qua? Oh, dolcino. Sempre con il nostro amico di panificio Pier Moretti. Sponsor. Sponsor. Oh, arriva. C'è. E buon caffè con torta. Mangiare abbiamo mangiato, Jenny balla, è contenta. Allora abbiamo rimesso a posto il tavolo dentro e si è tutto pulito in ordine, anzi abbiamo fatto un po' di ordine perché c'era il colera. E adesso proseguiamo verso... Cos'è, una malga? Sì, E si chiama? si chiama Caldenave. Caldenave, Come il monte. come il monte. L'altro ho guardato il nome, me lo sono già dimenticato perché è un nome che non avevo mai sentito. Cimon de qualcosa. Cimon. Guardate che strana questa roba. Tutti questi camminamenti. E silenzio. È un paesaggio assurdo. Allora qua non si vedono ma ci sono i laghi dell'inferno. Questa è la valle dell'inferno, vediamo se riusciamo a trovare la via che adesso qua non è più calpestato. Ho già perso un ginocchio. Ah. 1 hour later. Allora è un'ora che giriamo per questa valle, qui dove c'erano i laghetti, e qui si sprofondava addirittura fino al petto e non c'è più il sentiero, non è pestato e non è praticabile. Visto che il sole sta andando giù ci cominciamo a muovere, a tornare indietro, che dobbiamo rifarci quella forcella là e poi rifare tutta la strada di questa mattina fin qua. Si prospetta un lungo ritorno al buio e niente da fare, qua non perdona. Dai, forza. Beh, se vedete il video vuol dire che ci siamo salvati. Pian pianino siamo tornati al baito dove abbiamo mangiato. Il morale è molto basso perché abbiamo provato a fare questo anello e non è andato a buon fine, però se adesso è tardi e in più bisogna rifare una salita mastodontica e poi dobbiamo rifare i pezzi brutti. Abbiamo un'altra oretta di luce, ma la faremo sì una volta con meno neve per vedere com'è il sentiero. Tanto ritorno e poi vi aggiorno. Siamo tornati al cartaglio di oggi, quindi siamo quasi al lago
E qua sopra c'è il punto più alto, poi dovremo scendere. Siamo tornati qua al punto più alto, adesso dovrebbe esserci la discesa. Siamo a 2100 e dobbiamo tornare al punto di partenza. Faticata a tornare su per qua, poi abbiamo sprecato un sacco di energie là in mezzo alla neve, un sacco. Sì. Allora, punto della situazione, il sole è andato giù, infatti ho tirato via gli occhiali da sole e abbiamo questo canalone infinito da fare in giù. Speriamo di arrivare almeno alla Malga prima che faccia proprio notte e dopo abbiamo un sentierone in mezzo al bosco. Bah, oggi va così. Andiamo? Niente, adesso il sole è andato giù. C'è proprio buio e adesso qui la neve sta finendo, quindi siamo messi sulle torcine frontali e siamo quasi alla Malga. Dopo la Malga c'è mezz'oretta la macchina, sparo. Dai, quasi arrivati. Allora, se anche non si vede, siamo alla Malga, quindi proseguiamo così per il sentiero con la lucetta. Vai. Qua abbiamo il sentiero che ci dice di andare a Fancuore, che è troppo tempo che siamo in giro. Andiamo? Sì. Amore, cos'è? Hai sentito? Dimmi, Chi è? dove sei? Non so, Cos'è stato? Cos'è stato? ho sentito rumori. Aiuto. Ma te non ti vedo in inquadratura? Ecco, un po' meno. Eccoti. Sembri così, Ara, così. Sembri un... come si dice? Un astronauta. Il casco sulla luna. Perché mi sto cagando addosso. Dai che andiamo, aiuto. Allora, doppia luce, siamo arrivati alla macchina. Ah, finalmente abbiamo vinto. Per baciare la terra come il Santo Padre. Ce la siamo vista brutta stavolta. Siamo alla macchina, adesso vi dico quanti chilometri abbiamo fatto. Comunque sono 10 km 800 metri, 800 di dislivello positivo, 9 ore e mezza. Dai, adesso mangiamo qualcosa, ci facciamo anche un caffè e torniamo a casa. Nonostante tutto sono ancora pettinata. È bellissima. Amore, salutiamo. Ragazzi, alla prossima. Alla prossima avventura. Prossima rifugio forestale, che... strudel bombardino e un cacchio tutto il giorno. Forestale che arriva al rifugio. Ciao a tutti.